Abbiamo Federico Paghi, allenatore insieme a Massimo Bracali dell'HC Castiglione. Il Follonia ha retto il primo tempo, poi la qualità e l'esperienza nel secondo tempo è venuta fuori del Castiglione. Sì, i ragazzi del Follonia sono degli ottimi ragazzi, un po' anche per demerito nostro sono riusciti a reggere il primo tempo. Noi ancora non siamo al top, siamo una squadra, come dico sempre, in costruzione e stasera abbiamo giocato meglio di altre volte e nel secondo tempo siamo riusciti a venire fuori. È onore al Follonia perché ha tenuto pista fino in fondo e lo stesso portiere Maggi ha fatto delle grandissime parate che ha tenuto in gioco la squadra per tutta la partita, per cui complimenti veramente. La qualità appunto del Castiglione con giocatori come Brunelli e come Buralli si è vista e questo ha portato anche al risultato e si è trovato diciamo, una quadratura rispetto anche alle esperienze all'inizio del campionato. Diciamo. Sì, come ho detto non ancora definitiva perché c'è ancora tantissimo da lavorare, almeno per quello che è la nostra mentalità sia di me che di Bracali, per cui c'è ancora tanto da fare per essere soddisfatti. Però ci sono dei vistosi miglioramenti, questo fa ben sperare per il campionato, in fin dei conti poi quello che conta è il campionato dove ci saranno gli innesti sia di Oscar Bonarelli che il recupero di Sergio Capella che in questo momento qui a causa di un risentimento al tallone non l'abbiamo. Perfetto, grazie mille, grazie e complimenti. Grazie.